La Regione Sardegna, attraverso l'ordinanza numero 45, a partire dal 26 settembre, permetterà la partecipazione del pubblico agli eventi sportivi nell'isola e quindi anche alle gare dilettantistiche. Nell'ordinanza si specifica l'obbligo dell'uso della mascherina al chiuso e all'aperto, l'organizzazione preventiva degli spazi e l'obbligo di garantire i soli posti seduti. Inoltre i biglietti saranno solo nominali e si chiarisce che gli eventi non dovranno superare il numero massimo di 1000 spettatori per gli impianti all'aperto e 700 al chiuso. Le regole, punto per punto, potranno essere lette attraverso il sito del CR Sardegna e sui canali social. Tutto pronto per la partenza della nuova stagione. Il 27 sarà la data ufficiale di avvio dei campionati. Attesa riunione con i presidenti dell'eccellenza con un importante confronto col presidente del comitato regionale Sardegna Gianni Cadoni. Il presidente della vigilanza Tore Fadda e qualche altro presidente mi hanno sollecitato questo incontro, non più in videoconferenza ma in presenza, e allora abbiamo deciso di convocare tutti. Al centro della riunione vari temi, come quello legato all'esigenza di rispettare il calendario in tempi di emergenza Covid. Questa stagione a concluderla. Se non ci fermano, noi la concludiamo. Questa è la nostra volontà. L'intento è quello di limitare ogni rischio legato anche agli ingressi dei tifosi negli spalti per evitare di dover rinviare le gare, mettendo a rischio una già fittissima agenda. È per il problema che il pubblico non può entrare allo stadio. In fase di ipotesi la modifica delle date di alcune partite, con l'eventualità di spalmarne altre a cavallo dei primi giorni dell'anno. Mi piace guidare un movimento unito, per cui le fughe in avanti di scioperi o contro scioperi non sono fughe che a me piacciono molto. E una probabile rivisitazione della Coppa Italia. Iniziare senza pubblico è sinceramente un problema. Tutto dipenderà dalla curva dei contagi legati alla pandemia. La volontà è quella di procedere all'insegna di un grande spirito di sacrificio e adattamento che il momento impone a tutti. I medici hanno deciso che è meglio fermarsi col pubblico, fino a 7 ottobre, per il motivo della scuola. Una lunga e proficua tavola rotonda in cui il CR Sardegna ha inoltre annunciato ulteriori contributi da destinare a favore delle società. Dove non c'era una polemica contro il comitato, la polemica per domenica lo stesso, noi la Digos ha scelto di chiudere Ossi perché noi abbiamo comunicato che ci sarebbe stata una partita, cioè io ho fatto le cose in regola. Durante la riunione è stato presentato anche il nuovo pallone ufficiale Nike. Abbiamo 24 palloni per ogni società, speriamo che siano sufficienti e speriamo di portarli anche nelle altre categorie, però partiamo dall'eccellenza. Adesso ne prendete 14 e gli altri 10 potete andare quando volete perché sono già prese le delegazioni. Date un colpo di telefono all'impiegato di Nuoro piuttosto che a quello di Sassari. Consegnato ad alcune delle società presenti, le altre avranno modo di poterlo ritirare negli uffici del CR Sardegna. Dalla riunione eccellenza al consiglio direttivo, la ricca settimana di impegni del CR Sardegna ha prodotto delle importanti novità, in primis il meccanismo promozioni-retrocessioni. Play-off e play-out saranno aboliti in ogni categoria, dall'eccellenza alla seconda, relativamente alla stagione sportiva 2020-2021. Un meccanismo stravolto rispetto alle stagioni passate. L'abolizione è stata decisa per poter disporre di ulteriori giornate che possano permettere, nell'eventualità di rinvii per contagi, di portare regolarmente a termine il campionato. Le partite infrasettimanali, perché non siamo dilettanti, questo possiamo vedere come fare, se l'ufficio tecnico mi dice che è possibile farlo. Nel comunicato si potrà accedere dal sito del Comitato regionale e inoltre è presente un vademecum gestione gare LND ed SGS sulle indicazioni generali per la ripresa delle attività del calcio dilettantistico e giovanile, presi il calcio femminile, il futsal, il beach soccer e il calcio paralimpico, in previsione della ripartenza delle competizioni sportive finalizzate al contenimento dell'emergenza da Covid-19. Doverosa e necessaria un'attenta lettura di tutti i documenti. Intanto in campo le ragazze dell'Oristano si stavano preparando per l'inizio imminente della Serie C. Ci sono alcune squadre molto forti. Forse quest'anno può essere un anno di riscatto per noi. Il Dipartimento di Calcio Femminile ha infatti reso noti i calendari della stagione 2020-2021. Ci stiamo preparando per la prima partita, che anche se con il cappello saltata eravamo abbastanza pronte. E saranno ben 49 le squadre che parteciperanno alla nuova stagione, suddivise in 4 gironi. Questo girone Trentino-Veneto, dove abbiamo delle squadre abbastanza blasonate, è rientrata anche la Triestina. Noi comunque quest'anno, grazie al presidente Naizza, abbiamo fatto una squadra abbastanza competitiva. Noi pretendiamo perlomeno un campionato da centro classifica in su,
perché la qualità delle ragazze quest'anno è veramente ottima. Tra l'altro, da puntualizzare, 100% sarde. Abbiamo 2002, 2003, 2004, addirittura 2005 che potrebbero farli titolari tranquillamente. Abbiamo una buona Under 17 e una buona Juniores. Tra le sarde, Caprera nel girone A, Atletico Oristano nel girone B e Torres nel girone C. Le prime esordiranno a Meda, la Torres sarà impegnata a Bologna, mentre le oristanesi, che riposano alla prima, giocheranno in casa solo alla terza di campionato. Ce ne sono molte della zona di Sassari, anche Sud Sardegna, qualcuna nella provincia di Oristano. La Torres so che si è potenziata tantissimo con atlete straniere. La Caprera ancora, quanto sappiamo, non ha formato una squadra. Abbiamo nuove giocatrici che promettono bene. Sì, questa compagna è l'altro portiere di Ossi, che è vicino a Sassari, insomma. Passando al calcio a 5, grande l'attesa per la ripartenza del campionato di C1. Countdown, finalmente ci siamo. Sabato 3 ottobre sarà data da segnare in calendario. Intanto vanno delineandosi le iscrizioni agli altri campionati regionali, con l'imminente pubblicazione del calendario di Serie C2 e la chiusura di quello femminile. Prorogate invece fino al 30 settembre le scadenze per iscriversi alla Serie D e all'Under 19 maschile. Per la Serie D ricordiamo che è ancora valida la promozione per le società di calcio a 11 che potranno iscriversi al costo di €250. Occhio alle novità introdotte nel regolamento futsal del settore tecnico AIA, l'associazione arbitri, con l'uscita della circolare numero 1 con oltre 50 pagine di modifiche e chiarimenti, dalle misure anti-Covid alla tracciatura del terreno di gioco, alla ripresa di gioco dopo falli e scorrettezze, sanzioni e tante altre novità che necessitano di una imminente e doverosa divulgazione tra società e squadre per garantire a tutti la massima conoscenza.